Veneto Film Commission, vi ringrazio per essere venuti, come vedete il pubblico non è foltissimo, ma quest'anno in Venezia in generale non offre platee così ricche, così piene. Documenteremo tutto, tra l'altro tramite le riprese, quindi il materiale dei panel, degli 8 panel curati dalla Veneto Film Commission durante questa mostra di Venezia saranno disponibili successivamente online. Oggi il panel di apertura è su un progetto, Paesaggi Sonori, Covid-19, curato dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi in collaborazione con l'Università di Padova e Locate Your Sound. Adesso vi introduco i nostri ospiti, precisando che il professor Nicola Orio dell'Università di Padova, che era annunciato tra i relatori, per motivi personali non è potuto essere presente. Iniziamo in ordine di intervento. Massimiliano Lopez, responsabile della valorizzazione del patrimonio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Buongiorno. Buongiorno. Fara Polato, docente dell'Università di Padova, e Francesco Liotard, noto ai più come fonico e responsabile di Locate Your Sound per Moviole. Moviole o Moviole? Moviole, va bene. Anche non avete in difficoltà. Allora, questo progetto che è un progetto di raccolta di suoni, su cui adesso inviterò il dottor Lopez a dire qualche parola, è un progetto che ha goduto della collaborazione, intanto parte come dire, con un taglio molto istituzionale, perché è il MIBACT che fa questa raccolta, e ha goduto della collaborazione anche della Veneto Film Commission e dell'Italian Film Commissions, cioè dell'Associazione delle Film Commission italiane. Però lascio a te la parola per spiegare in che cosa consiste. Allora, grazie, buongiorno. Ovviamente un doveroso ringraziamento al direttore Chessa, alla Regione Veneto, perché ci ha ospitato e fondamentalmente ci dà la possibilità di raccontare questa esperienza, che è un'esperienza interessante, spero. Paesaggi sonori Covid-19, del quale poi parleranno più dettagliatamente i diretti partecipanti che sono qui vicino a me, nasce, come potrei dire, una sorta di costola estemporanea, di progetto contingente, di qualche cosa che era già in fase di elaborazione. La condizione che si è creata con il confinamento del periodo del Covid ha fatto venire a Francesco Liotard, che da questo punto di vista è una sorta di vulcano, ha fatto comprendere la necessità di approfittare di quel momento per mettere in atto e sperimentare questo progetto, che erano mesi di cui si parlava. Anzi, sono contento di incontrarli finalmente, perché i nostri rapporti all'inizio sono stati soltanto via internet, come potete immaginare, quindi anche un'occasione per vederci. Paesaggi sonori italiani, questo è il nome del progetto, chiamiamolo matrice. Qual è l'obiettivo di questo progetto? È quello di mettere in risalto qualche cosa che finora era semplicemente considerato una specie di sfondo. Cioè il nostro istituto, che è un istituto appunto appartenente al MIBACT, ha lo scopo di conservare e documentare la realtà audiovisiva di questo paese, quindi gestisce l'Archivio Nazionale Audiovisivo. E per esperienza so appunto che noi conserviamo quelle che canonicamente sono considerate le fonti sonore, quindi i documenti che rappresentano la nostra realtà socio-economica, socio-civile, eccetera. Ma l'aspetto del paesaggio sonoro non era mai stato preso in considerazione. E quindi questa sorta di tappeto sonoro che ci accompagna nella quotidianità per la prima volta è stato messo in primo piano e diventa un elemento da osservare, anzi addirittura da far diventare una fonte sonora fondamentale per la ricostruzione della storia, la testimonianza di un momento, cosa meglio dell'esperienza del Covid in particolare. Qual è il ruolo dell'ICPSA, dell'Istituto Centrale, in questa situazione? Come vi dicevo, l'ICPSA sarebbe l'erede della Discoteca di Stato, che è un'istituzione nata nel 1928
e che con l'avvento poi del Ministero dei Beni Culturali nel 1975 che cosa ha ottenuto? La possibilità che il documento sonoro fosse riconosciuto come bene culturale. Da quel momento il nostro istituto ha raccolto e ha continuato a raccogliere anche attraverso il deposito legale, con una legge specifica del 2006, la possibilità di acquisire tutto quello che era prodotto e distribuito in Italia nel campo dell'audiovisivo. Quindi si è venuto a formare un patrimonio molto consistente che continuiamo a incrementare appunto con deposito legale e acquisizioni di vario tipo. Questo, adesso non so se con l'immagine possiamo vedere un'immagine. Magari diciamo solo proprio 3 parole su come si è strutturato questo progetto, quali erano le regole del gioco. L'obiettivo era di costruire una sorta di modello attraverso il quale si potesse percorrere l'Italia fondamentalmente e raccogliere quali erano le caratteristiche del paesaggio sonoro, che quindi comprendesse il suono naturale, il suono antropizzato, tutte le varianti geografiche che potevano capitare, come le varianti umane, quindi la complessità di un elemento che fino a quel momento non era stato assolutamente considerato. Anzi, in questo senso l'Istituto deve essere grato a questa idea, perché abbiamo, a parte recuperato una tradizione che era, diciamo, geneticamente presente nella storia della fonoriproduzione, cioè quella della documentazione sonora come fonte importante di riferimento. Se pensiamo che i grandi archivi etnografici nascono proprio all'inizio del Novecento con lo sviluppo e la nascita dell'industria discografica, però a parte questo, poi chiudo e vi lascio la parola, non voglio rubare troppo tempo, abbiamo scoperto che il ruolo che noi abbiamo rispetto alla conservazione della documentazione non deve essere soltanto un ruolo passivo, cioè quel documento, quell'oggetto è riconosciuto come fonte documentaria e quindi l'acquisiamo, lo conserviamo, lo tuteliamo e lo rendiamo fruibile, perché questo è poi lo scopo, ma ci ha permesso di entrare in un'ottica nella quale noi andiamo a cercare quello che potrebbe essere un documento e quindi in questo caso il paesaggio sonoro diventa qualcosa che noi andiamo a cercare perché diventi fonte e documento. Sull'articolazione del progetto parleranno loro e spiegheranno proprio fattivamente quello che è stato realizzato perché sono stati gli artefici poi dell'effettiva realizzazione della prima fase. Quello che posso dire e chiudo è che questo progetto, dopo questa esperienza, vorremmo che ripartisse appunto con un respiro più ampio, tenendo presente che gli attori in campo, oltre a essere i qui presenti, possono essere teoricamente tutte le istituzioni o anche i privati interessati sia professionalmente che per altre ragioni a questa idea del paesaggio sonoro, ma sono già attivamente presenti, oltre all'Università di Padova e Located Your Sound, che ha avuto un ruolo fondamentale come piattaforma avanzata di archiviazione, anche altri istituti, come per esempio l'Istituto Sperimentale di Cinematografia, il Centro Sperimentale, scusa, nelle persone di Gianfranco Gabiddu e Stefano Campus, che sono 2 docenti che si sono resi disponibili e molto interessati a mandare avanti. E quest'estate sentivo adesso Gianfranco che non ha potuto intervenire, che loro già hanno fatto partire quest'estate questo lavoro di presa di suono su ambientazioni specifiche che hanno poi costruito attraverso una serie di stratificazioni in condizioni diverse e le avranno presentate a una festa del cinema e musica che è stato. Va bene, io intanto per il momento mi fermo e lascio Ti chiedo una cosa prima di dare la parola a Fara Polato. Questi sono il patrimonio Questo dell'Istituto è il patrimonio centrale che gestisce l'Istituto e che non è facilmente leggibile, però da qui vi rendete conto che si tratta di una mole gigantesca di dati, per cui parliamo di oltre 450.000 documenti, che significa come spoglio, ossia come titoli, mettiamola per semplificare, oltre 1,5 milioni di record di documenti ascoltabili o visibili. Per farvi soltanto un esempio, quando nel 2016 l'Istituto ha riversato questa mole di dati nell'archivio di SBN, cioè del Sistema Bibliotecario Nazionale, per uniformarlo ai sistemi di ricerca online,
c'è stata la necessità di non far traballare troppo l'edificio e quindi di adattarlo esploso. Sì, perché ovviamente la nostra archiviazione presuppone dei criteri di descrizione che non sono quelli del libro, sono assolutamente specifici e quindi c'era bisogno di dargli una sistemata. Quindi, non so se si vede, ma i supporti sonori vanno dal cilindro di cera della fine dell'Ottocento fino agli ultimi sistemi digitali, e i generi toccati sono assolutamente più vari, quindi si va dal tradizionale brano musicale alle grandi raccolte etnografiche che sono state fatte dalla metà degli anni 60 negli anni 80 del Novecento, e c'è un po' di tutto. E per chiudere veramente a questo punto, mi veniva in mente che l'unica esperienza forse di cui ho memoria di un'attenzione che non fosse al suono, diciamo così, artificiale, cioè quello costruito dall'uomo, la musica per intenderci, delle banche dati e degli archivi e delle fonti sonore, è quella delle scene dal vero, si chiamavano, che erano delle ricostruzioni in parte in studio, in parte di presa dal vero, che l'industria discografica curò all'inizio proprio della sua storia. Nei primi 20 anni del Novecento fu avviata tutta una produzione di piccoli dischi in gomma lacca, anche di formato molto ridotto, nel quale veniva proposto all'utenza questo tipo di ricostruzione, il mercato di Palermo del pesce o la scena della battaglia, eccetera, che erano ovviamente alcune ricostruite, ma altre molto probabilmente erano prese davvero. Poi dopo di questo i paesaggi sonori, finito. Grazie. Grazie a te.